Nona giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Padova, dopo le 2 settimane di pausa del campionato, ospita il Como per proseguire la striscia vincente iniziata in Sardegna contro il Caprera. Le Lariane però sono state battute dalle biancoscudate all'andata, ma sono reduci da grandissimi risultati. Hanno sconfitto infatti in serie sia l'Orobica che l'Inter. A partire meglio però è il Padova, che va vicino al gol con questo destro di Arianna Catuzzo. Passano 10 minuti però e trova il vantaggio il Padova con Claudia Ferrato, che sfrutta così un'indecisione della difesa lombarda e con il sinistro batte il portiere. Padova cinico, Padova che si porta subito in vantaggio, poi però deve resistere agli attacchi del Como. C'è prima questo calcio di punizione di Badiali che non ha problemi nell'intercettare, poi alla mezz'ora c'è questa bella azione palla a terra delle ragazze in maglia bianca. Donà esce la disperata su Badiali, il rimpallo però non la favorisce, poi è molto brava la numero 10 del Como a segnare così a porta vuota, ma da posizione veramente defilata con il sinistro. Rivediamo il suo tiro di prima intenzione, il gol del pareggio. Il Padova però non si abbatte, anzi reagisce immediatamente al pareggio. Dopo 4 minuti ritrova il vantaggio, c'è questa percussione di Claudia Ferrato, poi Marianna Fabruccio è bravissima, è molto lesta a calciare con il destro di prima intenzione da più di 25 metri a sorprendere così il portiere sul suo palo. Il Padova ritrova il 2-1. Poi sul finire del primo tempo c'è questa azione insistita di Mammoliti che si conclude con un tiro che però va molto lontano dallo specchio della porta difesa da Donà. Secondo tempo si apre con un brivido per il Padova perché Badiali è tutta sola in area ma alza troppo la mira e così Ferrato non perdona, e al 15° minuto del secondo tempo il Padova trova anche il tris, va via in contropiede Claudia Ferrato e segna così sul sinistro, con il sinistro, sull'assist di Elisa Dal Bianco. Il Como continua ad attaccare ma è ancora Lisa Dal Bianco, entrata da poco a recuperare questo pallone, a servire subito in profondità Claudia Ferrato. È un contropiede da manuale, Ferrato è più veloce di tutte, entra in area e con il destro segna la sua tripletta. È il 4-1 per un Padova cinico come non mai, che riesce a sfruttare molto bene anche le praterie che si aprono in contropiede. Ancora una tripletta per Claudia Ferrato, che festeggia così nel migliore dei modi anche l'ultima convocazione con la nazionale Under 23. Il Como crolla dopo aver subito il 4-1, ci prova da fuori con Cascarano che però non impegna Donà e così finisce 4-1 per il Padova. Seconda vittoria consecutiva per le biancoscudate, che disputano sicuramente una delle migliori prove stagionali. Adesso rush finale, prossimo impegno ancora una trasferta in Sardegna domenica prossima in casa della Torres.